Carissimi lettori di mattoscacco.com, oggi vi volevo presentare questo importantissimo e bellissimo controgambetto che si può utilizzare contro il gambetto di donna, quindi è un controgambetto che quindi ce lo gioca il nero. Prendiamo quindi in considerazione il gambetto di donna, D4, D5, C4, entrando così nel gambetto di donna. Il gambetto di donna prevede un gambetto accettato in caso di presa, ma si ha un gambetto rifiutato in caso di non presa. Ma si può avere anche un controgambetto, come in questo caso nella difesa Albi E5. Allora cerchiamo di capire il perché. Il nero libera il campo d'azione ai suoi alfieri e in più mette in presa questo sensibilissimo pedone in E5. Infatti vuole proprio che il bianco abbocchi nella sua trappola, in questo modo, D4 per E5. Che cosa ha guadagnato il nero? Per adesso niente, ma con questa mossa guadagna spazio. Infatti il cavallo è limitato e non può andare in C3. Il pedone può andare in E3 o in E4. In E4 però non potrebbe più contrastare il pedone in D4, quindi è costretto ad andare in E3 ed è proprio quello che vuole il nero. Pedone 3, questa è la mossa sbagliata. In realtà una delle mosse che io preferisco adesso è giocare a 3, che poi capirai bene. Quindi questa è la mossa da giocare in questa posizione, a 3. Però vediamo come funziona il controgambetto. E3, alfiere B4 scacco, e ora mi sembra quasi inutile muovere il re, anche perché incomincerebbe ad andare allo scoperto e perdere il rocco e non ne vedo il motivo. Cavallo D2 è sbagliatissima, poiché segue questa mossa qui, e alfiere D2 è l'unica positiva. Come può continuare il nero? Pedone per E3, sacrificando così il suo alfiere B4. Ora il bianco non può prendere il pedone poiché c'è l'inchiodatura d'alfiere, e riprendere con questo pedone significa veramente scombussolare l'intera struttura pedonale. Perciò cosa bisogna giocare? Diciamo quasi per forza alfiere B4. Ora però attenzione che c'è il colpo di scena del nero. Pedone per F2 scacco, il re deve reagire. Come deve reagire? Se cattura il pedone, il bianco perde la donna e quindi non va bene. Se il bianco si rifiuta di catturare il pedone, comunque perde la donna, poiché re E2, in questo caso alfiere G4 è inefficace, poiché si può parare in questo modo il bianco. Ma quindi alfiere G4 non si può giocare perché c'è il cavallo, ma se il nero toglie il cavallo, promozione a cavallo scacco, quindi il bianco è costretto a correre ai ripari, dopo la cattura di torre in G1, alfiere G4 scacco, e ora non c'è alcun pezzo ad interporsi in F3, e dopo qualsiasi mossa del bianco segue donna per D1 o alfiere per D1. Perciò mi raccomando, anziché giocare E3 dopo la spinta del nero in D4, meglio giocare la mossa protettiva in E3, onde evitare entrate di alfiere scomode in B4.